Torna tra le mura amiche dello stadio Broccoleri la Pro Favara, dove domani incontra il Mazara per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza. Questa mattina il tradizionale allenamento di rifinitura da parte di mister Catalano per testare gli ultimi suoi uomini e cercare di portare in campo domani la migliore formazione possibile. Una compagine molto unita, uno spogliatoio galvanizzato per le ottime prestazioni che la società giallo-blu sta portando avanti soprattutto in quest'ultimo periodo. Domani un appuntamento importante con il Mazara che sta qualche punto al di sotto della Pro Favara, terza in classifica, alle spalle di Enna e Akragas che conducono il girone. Ma sentiamo le ultime novità direttamente da mister Catalano. Il punto devo dire che è abbastanza positivo, abbiamo lavorato bene questa settimana e sono abbastanza soddisfatto di quello che abbiamo svolto, di quello che siamo riusciti a fare e siamo pronti per questa partita di domani che è una partita difficile. Mazara poco sotto di noi? Assolutamente, è uno scontro diretto, è una squadra che è lì, che gioca un posto per i playoff come ce lo giochiamo noi, una squadra che sta facendo abbastanza bene e quindi verrà qua con l'intenzione di fare il risultato positivo, ma d'altra parte noi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso, anche se devo dire che domenica abbiamo pareggiato una partita che ci può anche stare perché credo che abbiamo fatto di tutto per vincerla, poi non ci siamo riusciti, però abbiamo dato continuità ai risultati fatti fino adesso e adesso giochiamo in casa e dobbiamo a tutti i costi fare i punti importanti. Indicazioni date dall'ultimo allenamento mattutino? Le indicazioni che i ragazzi riescono a darmi sono sempre positive, si allenano abbastanza bene, quindi non ho nulla che ridire con loro, anzi devo dire che c'è tanta rabbia per quanto riguarda il risultato di domenica e quindi vogliamo ritornare di nuovo alla vittoria. Formazione tipo? Sono tutte a disposizione, domani mattina sceglierò gli 11 che andranno in campo.